Filippo Galimberti che realizza un gol su uno schema che non abbiamo mai visto ma spettacolare. Sì, diciamo non è stato uno schema mai visto e effettivamente neanche mai provato in allenamento, è stata una giocata, una bella pensata del nostro mister che come sempre quando vedete prima di battere una punizione ci fa due parole e riesce a trovare la soluzione giusta, dai. Ci è andata bene, sono contento di aver segnato anche questo derby, ma soprattutto sono contento per questo 2-2 che a noi ci fa molto piacere perché loro si sono rinforzati parecchio, insomma lo sappiamo tutti che non era una sfida facile. Dai. Mentre continuano le scenette alle nostre spalle che ormai sono diventate caratteristiche delle nostre interviste, però questo denota il clima che c'è all'interno della vostra squadra. Sì, un bel clima sicuramente, abbiamo passato, come avete visto chi ci ha seguito sempre, un ritorno iniziato un po' così e così, è stato abbastanza difficile. Adesso per fortuna con la vittoria di venerdì scorso e soprattutto dopo la nostra voglia di reagire alla sconfitta in casa purtroppo col Vicinalis, abbiamo ritrovato lo spirito e adesso siamo ritornati a credere al sogno di realizzare i playoff. L'obiettivo nostro, lo ripeto, era quello di salvarci, l'abbiamo raggiunto probabilmente già col girone d'andata. Adesso bisogna sicuramente fare punti in queste prossime 3 partite e anche sinceramente sperare, penso, non so i risultati delle altre partite adesso, ma sperare in qualche risultato positivo da parte delle altre che ci sono davanti di qualche punto. Adesso regalate un altro sogno allo splendido pubblico che vi segue tutti i venerdì sera. Esatto, dai, ci proveremo, questo sicuramente, ce la metteremo tutta per cercare di arrivare tra le prime 5, se non ci va bene comunque devo dire che ci accontenteremo di quello che abbiamo fatto questa stagione, in vista anche della rosa neoformata quest'anno e tenendo conto anche appunto di giocatori che magari lo stesso abbiamo visto stasera hanno militato in categorie superiori e quindi anche per noi non tutti diciamo della nostra rosa hanno avuto queste possibilità e quindi sicuramente saremo contenti così, certo che perché non sperare. In caso di playoff io credo che il Palagozzano non basti più. No, forse no, perché già stasera devo dire che è stato anche per me che è il primo anno di calcio a 5 un'emozione bellissima e vedere tutta questa gente sicuramente rappresenta per Padova e il calcio a 5 a Padova una vera e propria festa dello sport che coinvolge tutti, dai più piccoli, dai nostri settori giovanili e ai genitori e quindi tutto il nostro pubblico che ci segue e speriamo di far divertire e regalare ancora emozioni perché se lo meritano veramente, sono veramente tantissimi. Forza Padova calcio a 5. Sempre, forza Padova.